Bene, grazie per aver accolto questo invito di sabato mattina, però ci è sembrato assolutamente doveroso non perdere più un solo giorno di tempo per avviare questa straordinaria occasione che ha la Sardegna, e voglio sottolineare questo passaggio, di far concorrere tutti i sardi, tutte le famiglie sarde in un'azione di giustizia, un'azione giudiziaria collettiva, la più grande mai messa in campo in Sardegna, una delle più grandi in Italia, che coinvolgerà 750.000 utenti di Abbanoa. È stata una battaglia durissima, durata oltre un anno e mezzo, e ringrazio lo studio legale Ballero che è qui con me su questo tavolo, che ha saputo con grande perizia e determinazione giungere a un risultato che non oso non definire straordinario sul piano giudiziario, ma anche su quello simbolico, perché è la prima volta che i sardi potranno difendersi uniti in un'azione giudiziaria collettiva senza precedenti. E questo rappresenta il passaggio cardine sul quale noi incentriamo oggi questa azione, che non può essere quella soltanto di Unidos, che ha avuto sicuramente l'ambizione, l'aspirazione di condurre questa battaglia da soli, perché nessun partito, e li cito tutti, nessuno ha voluto in qualche modo difendere la Sardegna e i sardi, perché probabilmente c'è un livello di compromissione della politica nella governance di Abbanoa che ha impedito a chiunque altro di essere in questa battaglia. Quindi è evidente che per noi questo significa non soltanto un'azione funzionale al recupero di quei conguagli 2005-2011 che costituiscono una rapina di 300-400 euro a famiglia che Abbanoa ha messo in campo, ma costituisce un emblema di come i sardi si possano difendere a prescindere dalle logiche di appartenenza. E infatti questa battaglia sarà orizzontale. Noi chiediamo a chiunque di poter essere protagonista, cioè di poter aderire alla class action, e sottolineo, lo dico subito, è l'unica possibilità che i sardi hanno per recuperare le somme e per bloccare, per cancellare le bollette emesse da Abbanoa sui conguagli 2005-2011, cioè non ci sono altre possibilità. E qualora noi vincessimo, cosa che noi auspichiamo, sul quale leggiamo anche negli atti processuali elementi che ci lasciano ben sperare, nessun altro se non chi ha aderito potrà avere beneficio di quella decisione, perché in Italia la norma, a differenza di quanto capita negli Stati Uniti, riguarda solo chi ha aderito alla class action e non gli eventuali soggetti che a pari condizioni però non hanno aderito. Quindi è fondamentale aderire, ed è fondamentale che tutte le persone libere, tutte le persone determinate, che hanno un minimo di sensibilità, possano mettersi al servizio di coloro che magari non vengono raggiunti, alle persone in difficoltà, agli anziani, coloro che non sanno, non hanno avuto notizia che la class action e questa azione giudiziaria collettiva è partita. Quindi non bisogna soltanto attendere coloro che avranno come punti di riferimento coloro che avranno la certificazione del nostro movimento per distribuire e raccogliere i moduli, poi entrerò nel dettaglio, ma bisognerà andare incontro. Ed è anche per questa ragione che noi abbiamo deciso subito dopo Pasqua di partire con una grande marcia per l'acqua in oltre 100 piazze in 60 giorni. Sarà un impegno rilevante, ma riteniamo che questa voce di giustizia e di libertà nel governo di un bene così rilevante come l'acqua debba essere assolutamente messo come perno. Ed è questo una delle ambizioni che noi abbiamo oggi da mettere in campo. L'acqua non è soltanto un bene, un servizio pubblico fondamentale che deve restare pubblico, che deve essere ben gestito non da un carrozzone ma dalla governance dei comuni e quindi delle comunità, ma che deve essere messo nelle condizioni di assurgere a un elemento straordinario di sviluppo. Senza l'acqua non c'è qualità della vita, senza l'acqua non c'è turismo, senza l'acqua non c'è agricoltura, senza acqua non c'è vita.
E quindi la capacità che dobbiamo mettere in campo è di indignarci tutti quando vediamo una perdita, quando vediamo che non c'è una connessione di bacini idrici che fa andare a mare milioni e milioni di metri cubi. Bisogna indignarsi, bisogna riprendere ad indignarsi, perché la tensione dell'opinione pubblica popolare può servire e deve essere decisiva per porre attenzione a una delle precondizioni fondamentali dello sviluppo, che è appunto la presenza in una regione insulare come la nostra dell'acqua come elemento fondamentale di crescita e anche, perché no, soprattutto di occupazione. Senza l'acqua non c'è futuro. E quindi il fatto che in questi anni, io lo dico con amarezza, dopo aver scritto contro tutte le lobby che pure mi hanno contrastato, nel 2003 io, prima di andare via dalla presidenza della regione, scrissi il primo piano d'ambito in Italia che riguardava la Sardegna. Ed era un piano d'ambito molto chiaro, che prevedeva nei primi 7 anni investimenti infrastrutturali certi, decisi, che dovessero intervenire sulla efficienza, sull'efficientamento delle reti, delle connessioni, che consentissero di abbattere i costi dell'acqua, di farla arrivare dovunque e di poter essere essa un elemento di crescita e di sviluppo. Ebbene, io sono riuscito a fare, come voi sapete, i primi 20 mesi del mio governo, e di aver attivato molte di quelle opere fondamentali. Il collegamento Tirso-Frumendosa è una di quelle che fu realizzata in 8 mesi, la connessione con Cagliari e le miniere. Quelle opere, quegli investimenti ancora oggi sono bloccati. La maggior parte di quelle opere pianificate nei 7 anni successivi sono bloccate, cioè ci sono i soldi, ma Abbanoa non è riuscita strutturalmente a mettere in campo quel tipo di interventi che avrebbero consentito di abbattere i costi dell'acqua e di non arrivare a questa situazione per cui i cittadini della Sardegna sono stati chiamati con un'azione rapina, e lo voglio dire qui e lo voglio ribadire pubblicamente, anche perché so che mi hanno denunciato, quindi una denuncia più, una denuncia meno, non costituisce un problema. È una rapina aver messo quelle bollette nelle tasche dei cittadini della Sardegna per 120 milioni di euro. Quando si accumulano debiti per la mala gestione di una società, quando si fanno delle gestioni così clientelari, con assunzioni terinali per quel partito, per quell'altro soggetto, quando si gestisce il sistema degli appalti come è stato gestito, è evidente che alla fine poi si creano debiti incredibili, con 700 milioni di crediti attivi che non si sa da che parte potranno essere mai recuperati. Ma è dimostrato, ed è stato dimostrato con una sentenza recentissima del Tribunale di Sassari, che Abbanoa ha scientificamente bloccato le opere idrauliche e idriche della Sardegna. Lo ha fatto perché ha utilizzato molti di quei fondi in conto capitale, in conto investimenti, per la gestione. E quindi doveva rallentare gli investimenti per cercare di recuperare le somme che ha utilizzato nella spesa corrente. E il Tribunale ha detto: voi avete licenziato un funzionario, un dirigente, accusandolo di non aver fatto partire le opere, quando poi invece lui sistematicamente vi diceva che quello stato di avanzamento delle opere era bloccato per questo o per quest'altro motivo. Quindi è evidente che c'è un progetto più ampio che riguarda appunto questa grande mangiatoia carrozzone. Qualcuno dice che Abbanoa dà più da mangiare che da bere. In realtà, sostanzialmente, questo passaggio noi dobbiamo sconfiggerlo alla radice, riponendo però l'attenzione sull'acqua, sulla governance del sistema idrico, che parte appunto da questa class action, che è lo strumento per far restituire ai cittadini sardi i soldi che molti hanno pagato, perché c'è stata anche in quel caso l'estorsione. Cioè quando ti arrivano telefonate da molti paesi d'Italia in cui ti dicono: guarda che se non paghi ti slacciamo l'acqua. Ci può essere quello che ha la schiena dritta, la testa alta e gli chiude il telefono in faccia, e c'è invece che chi purtroppo teme questo tipo di minacce e ha dovuto pagare, e molti hanno pagato. Quindi si tratta innanzitutto di farsi restituire il maltolto, e quindi uno dei temi fondamentali che i giudici hanno messo all'attenzione della decisione della class action è farsi restituire quelli che hanno pagato il maltolto. Ma serve anche per bloccare e cancellare
quelle bollette che sono state messe in campo. E questo è un passaggio che può essere declinato soltanto con un'azione puntuale che noi dobbiamo mettere in campo appunto con la class action che ci consente di accedere appunto a questo istituto di difesa collettiva, di causa giudiziaria collettiva che vedrà questa seguente tempistica, e comincio a entrare nel dettaglio della grande operazione di mobilitazione. Noi abbiamo avuto dal 1° dicembre dello scorso anno, dopo l'approvazione e l'ammissione da parte del Tribunale Civile di Cagliari della class action, abbiamo avuto un ricorso di Abbanoa. Il 6 di marzo la Corte d'Appello di Cagliari ha deciso di respingere, e aggiungo di malo modo, il ricorso di Abbanoa. Lo dico non perché voglia infiocchettare quella decisione, ma perché è stata condannata Abbanoa a pagare un'ulteriore sanzione perché era una causa temeraria, cioè hanno fatto una causa per far perdere tempo al Tribunale, alla Corte d'Appello, a noi e ai cittadini sardi, quindi era palesemente temeraria, e la Corte d'Appello li ha condannati in quanto causa temeraria, oltre al pagamento delle spese legali a favore del nostro comitato. E questo passaggio appunto del Tribunale di Cagliari non va sottovalutato, perché insieme all'obbligo di legge, che è quello di valutare l'ammissibilità della class action, che era il cuore della decisione, per supportare questa decisione il Tribunale Civile di Cagliari ha fatto un'analisi puntuale, esaustiva, infinitamente precisa di quali erano i presupposti anche delle questioni di merito, perché si capiva, e questo è il senso di responsabilità anche dei giudici, che assumere una decisione di mandare a class action 750.000 sardi senza che ci fossero anche, diciamo così, le condizioni di massima per poi essere accolta era assolutamente una partita rischiosa sotto ogni punto di vista. Quindi l'esame è stato fatto anche sulle questioni di merito. E il Tribunale di Cagliari ha detto delle cose straordinariamente importanti. La prima è che Abbanoa non poteva emettere quel tipo di bollette, non era il soggetto preposto. Se anche fosse stato il soggetto preposto, per come le ha emesse era illegittimo il modo in cui sono state emesse. Ma se fossero stati tutti e due i requisiti preventivi accettabili, quelle somme erano prescritte. E quindi sui 3 presupposti fondamentali Abbanoa aveva torto, così come da soli, sin dal primo giorno, abbiamo detto con estrema chiarezza e con grande determinazione. E infatti nel dispositivo finale dei giudici è detto con estrema chiarezza, con assoluta determinazione, che la class action ha tutti i requisiti per essere assolutamente accolta per quanto riguarda le partite pregresse 2005-2011, che costituiscono appunto una richiesta illegittima e io aggiungo illegale. Ribadisco soltanto per un altro passaggio che l'azione giudiziaria collettiva vale solo per chi partecipa. Questa è una norma assolutamente sbagliata, ma è la norma, non ci possiamo fare niente, quindi l'appello è a far capire a tutti i potenziali vicini di casa, al grande passaparola che metteremo in campo in queste settimane, che bisogna aderire, e che bisogna aderire anche se non si ha a casa la bolletta, anche se non la si è ricevuta. Perché lo diciamo con estrema chiarezza, attenzione, tutti coloro che sono utenti di Abbanoa sono potenziali ricevitori del conguaglio, e se per le disfunzioni di Abbanoa risulta partita quella lettera e non ricevuta,
qualora non avessero poi costituito l'adesione alla class action, si rischia di restare fuori, e questo non lo si può e non lo si deve consentire a nessuno, quindi bisogna mettere nelle condizioni anche chi non ha ricevuto la bolletta di poter aderire alla class action, ovviamente nella fase successiva, perché i giudici non faranno ovviamente una decisione a personam, faranno una decisione collettiva, cioè diranno, potrebbero dire, noi auspichiamo che dicano che sostanzialmente coloro che hanno pagato devono essere risarciti, e stabilirà il Tribunale in che modalità dovranno essere risarciti. Coloro che hanno pagato una parte e non hanno pagato una seconda parte avranno una duplice valutazione: da una parte verrà restituito l'ammontare pagato e dall'altra verrà cancellato il debito che era stato inserito in bolletta, e verranno cancellate le bollette che ovviamente sono state emesse e non pagate. Quindi questo passaggio vi pregherei di metterlo nell'agenda quotidiana. Io stamattina ho fatto un giro per i Smirionis, passando per i negozi, e molti cittadini erano assolutamente informati e mi chiedevano appunto questo: se anche chi non ha ricevuto la bolletta poteva aderire, e soprattutto se questa adesione era o meno onerosa. Anche questo passaggio io lo voglio fare. Noi abbiamo scelto una strada difficile, impegnativa, cioè quella di non far pagare a nessuno l'adesione alla class action. Cioè sarà totalmente gratuita. Ovviamente stiamo dispiegando un'azione alla ricerca di sponsor, perché più risorse finanziarie riusciremo ad attivare, più riusciremo ad arrivare a tutti i 750.000 potenziali utenti. Quindi in questa direzione, in maniera molto trasparente, faremo uno sforzo di volontariato come Unidos, lo faremo con tutti coloro che stanno già aderendo. La Diconsum, per quanto riguarda la struttura regionale, ha già dato la conferma di adesione. Ci sono molti CAF dei sindacati che hanno già dato la disponibilità ad aderire. Ci sono molte strutture commerciali che avranno un bollino nel loro negozio. Questo è uno dove praticamente c'è scritto centro distribuzione modulo, e quindi vuol dire che lì si deve andare per avere il modulo ufficiale, che può essere comunque anche fotocopiato, quindi è evidente che non ci sarà nessun limite da questo punto di vista, ma ci sarà anche il secondo tipo di centro di distribuzione, che prevede anche la raccolta autorizzata, cioè chi esporrà questo bollino nel suo negozio entra nel circuito ufficiale di raccolta di cui Unidos si fa capo, si prende l'onere. Ma è evidente che questo riguarda anche tutti coloro che possono attivare nei centri, nei paesi, nelle città, dei punti specifici. Cito gli studi professionali, cito le copisterie. Io stamattina ho incontrato 2 o 3 strutture di copisteria, le quali, ecco Giorgio, prendete una sedia per Giorgio, così lo mettiamo qui, presidente di Adiconsum, che è appena arrivato, e lo ringrazio perché arriva da Olbia. Grazie Giorgio. E quindi questo ci consentirà di avere delle strutture ufficiali che saranno elencate e aggiornate giorno per giorno, saranno aggiornate nel sito di www.unidos.io, che sarà il sito di riferimento ufficiale della mobilitazione appunto della class action. Arrivo al passaggio dove consegnare o inviare l'adesione. Questo è un altro passaggio che noi nel giro di 10 giorni cercheremo di articolare, ed è evidente, di questo già io chiedo perdono
perché noi non siamo un partito con i finanziamenti, non siamo un partito strutturato con le risorse economiche di imprese o imprenditori, siamo un partito di gente che ci mette l'anima e il cuore e non abbiamo soldi, quindi dovremmo cercare in questi 10 giorni di trovare il maggior numero di volontari che possono partecipare a questa sfida. Il modulo di adesione, che avete visto, è semplicissimo nella sua compilazione. Lo studio legale Ballero ha lavorato nella parte più delicata, cioè rendere comprensibili le leggi italiane su questo modulo. Siamo arrivati a una sintesi assolutamente chiara, dove ci possono essere appunto dei richiami espliciti. Serve una dichiarazione in cui uno dichiara di essere consumatore utente ai sensi della norma vigente, di essere utente di Abbanoa in quanto tale soggetto alla impugnata richiesta di pagamento, di eleggere il proprio domicilio presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Cagliari, e si allega al modulo fotocopia del documento di identità, la fotocopia, la bolletta di Abbanoa e l'eventuale fotocopia del bollettino di pagamento. E poi c'è un'altra X da mettere qualora la delega sia affidata a Unidos, quindi o a Di Consumo o ai CAF dei sindacati o a coloro che comunque saranno organizzati a raccogliere le cose, che delega la consegna. Vorrà dire che non avrà seguito le successive 4 ipotesi, e cioè che uno lo porti personalmente alla cancelleria del Tribunale. Cioè ogni cittadino sardo può passare, a prescindere da Unidos, a prescindere da chiunque altro, può andare nella cancelleria e depositarlo al Tribunale di Cagliari. Può farlo con una raccomandata AR, con ricevuta di ritorno, inviando in busta chiusa al Tribunale di Cagliari, Cancelleria Civile, Piazza Repubblica 18 0900. Lo può fare con via posta elettronica certificata PEC, e c'è la PEC di riferimento, oppure lo può fare via fax, per chi ancora dispone del fax, inviandolo a quel numero del Tribunale di Cagliari. Quindi queste forme che saranno dispiegate, ognuno può scegliere quella che, tra virgolette, gli dà più affidamento, più sicurezza. Sapendo che noi non potremmo, anche dispiegando tutte le energie di questo mondo, arrivare dappertutto, e quindi ci sarà un sito online. Io adesso cerco di andarci un attimo, ed è questo. Ecco, questo è il sito di Unidos. Si va su Unidos, www.unidos.io, e qui nella home page trovate subito, vado sulla home page, ecco, appena si apre il sito c'è subito il modulo, scaricalo qui, apri e c'è il secondo link che è come aderire alla classe, dove è elencato tutto e dove ci saranno tutti i siti, tutti i punti di raccolta e di distribuzione della Sardegna. Ovviamente questo nel giro di una settimana noi lo implementeremo. Io sto ricevendo le adesioni. Vedo qui Germano Gordini e Danilo Vorticoso che sono arrivati da Macomer, e lì è sicuramente già attivo da mesi un pre-centro di raccolta nell'attività di Germano, che certamente sarà uno dei punti di riferimento perché è un'edicola e quindi è un punto di passaggio straordinario. Quindi sono punti nevralgici delle nostre città, delle nostre comunità, perché dobbiamo non tenere chiusa nei cassetti la class station, ma dobbiamo aprirla dalle panetterie, arrivando alle edicole, passando per le copisterie, perché è una partita dove è chiaro bisogna mettere di tutto per aiutare chi ha dato questo tipo di chi ha questo tipo di disponibilità. Noi abbiamo predisposto anche una brochure che è esplicativa, che cercheremo di stampare, e sicuramente sarà online. Cercheremo di stampare
stiamo ovviamente cercando di raccogliere, potete immaginare, un po' di risorse finanziarie con degli sponsor che ci consentano di accompagnare il modulo anche con le indicazioni puntuali su come dovranno essere gestite le fasi della compilazione del modulo e della successiva trasmissione dello stesso. Gli va del MEC come istruzioni per l'uso che va dal chi può aderire, la compilazione del modulo, dove consegnare o inviare adesione. Ci sarà quindi tutto nel dettaglio. Io non devo aggiungere altro se non ribadire questo concetto fondamentale. Noi non siamo un grande movimento e quindi abbiamo bisogno di supporto, di volontariato sul territorio. Lo dico ai tanti militanti di Unidos che pure sono venuti qui, responsabili provinciali del movimento, lo dico a tutti coloro che vogliono partecipare a questa, che non è soltanto una battaglia per farsi restituire il maltolto, ma è una battaglia di giustizia e di difesa della Sardegna, di una Sardegna che molto spesso rassegnata accetta tutto e di più, questa volta con una posizione concreta, determinata e decisa, a differenza di tutto quello che si vede nello scenario politico di chi chiacchiera molto e non produce niente. Noi continuiamo a fare battaglie incisive che portano a risultati compiuti. Quindi in questa direzione io spero, auspico che ci sia davvero un coinvolgimento rilevante per raggiungere il maggior numero di sardi che possano davvero con questa azione sentirsi difesi e in grado di difendersi. Questo è l'auspicio che noi abbiamo messo in campo in questa battaglia. Ringrazio ancora lo Studio Legale Ballero perché oltre a essere uno degli studi più prestigiosi in Italia, è uno studio che ha dimostrato con grande determinazione di voler sposare una causa diversa rispetto alle altre. Molto spesso gli studi legali pensano alle grandi cause dei grandi gruppi, eccetera. Qui c'è un grande popolo che ha bisogno di essere difeso e loro hanno scelto di essere da questa parte e contribuire a questo risultato. Quindi li ringrazio davvero di cuore. Adesso chiederei a Giorgio, che è appena arrivato da una galoppata sulla 131, passando per la DCN, immagino, da Olbia. Giorgio Vaggio è il presidente di Adiconsum, che è una di quelle organizzazioni che come tante altre, ma loro con professionalità, stanno mettendo in campo un'azione di contrasto insieme a noi di Abbanoa e dei suoi modus operandi che hanno sicuramente messo sopra la comunità regionale. Quindi Giorgio, ti do la parola perché tu possa dare appunto peso alla nostra azione. Ci sta tutto l'applauso. Rimettiamo il danno. Ci sta tutto l'applauso, grazie Mauro, grazie per avermi invitato. Non potevo certamente mancare oggi con le battaglie che fa Adiconsum contro questo soggetto. Meglio, la colpa non è di Abbanoa, la colpa è di chi la gestisce male, ma per semplificare parleremo soltanto di Abbanoa. Intanto vi chiedo scusa per il mio ritardo, ma oggi partiva mia figlia, espatria, va a lavorare all'estero, e un'altra persona assieme al ragazzo, per cui due cervelli che l'Italia perde dopo averli fatti studiare e formati, andranno in Olanda dove li hanno accolti a braccia aperte, quindi cacciano via di là invece di accoglierlo a braccia aperte. Però oggi partiva, certamente non potevo non andare ad accompagnarla, ci mancherebbe altro, ma non potevo mancare neanche qui, perché ho dovuto fare Oristano, Olbia e poi Olbia, Cagliari, tutta una tirata, insomma. Grazie tante, grazie per essere presenti voi, grazie, il più sentito grazie lo faccio a un partito, cosa che non mi è solita, perché Adiconsum, come voi sapete, ha partitica, politica, o meglio, politica la facciamo tutti i giorni, quella politica con la P maiuscola, ma a politica sicuramente siamo equidistanti a tutti quanti i partiti, ma il grazie va stavolta a Unidos, va al capo di Unidos, per cui all'onorevole Mauro Pira, va agli avvocati che hanno raggiunto questo grandissimo risultato, perché non era semplice affrontarlo. Non so chi di voi e quanti di voi conoscano come si fanno le azioni di classe in Italia. La legge che ci hanno regalato è difficilissima da attuare,
complicata, ma fortemente rischiosa per chi la fa. Per chi la fa, non i consumatori. I consumatori non c'entrano nulla, sino a quando il giudice non decide. Chi è l'istante, chi domanda la class action però ha dei rischi fortissimi, il rischio di vedersi non approvata, ammessa, non approvata ancora, l'azione di classe, e a quel punto lì la condanna a pagare i danni d'immagine alla controparte. Immaginate cosa si può danneggiare all'immagine di Abbanoa ancora, ma comunque i danni d'immagine. Tenete conto che noi hanno chiesto 5 milioni e 4, pendente l'azione per 5 milioni e 400 mila euro di danni d'immagine alla Abbanoa. Cosa avremmo mai danneggiato? Vorrei riuscire a capirlo. E come, peraltro. Però i danni d'immagine, la pubblicazione su 2 quotidiani di maggior tiratura a livello nazionale. Per farvi un paragone, pubblicare per 2 volte un'ordinanza piccola così, un estratto di ordinanza piccola così, sul quotidiano l'Unione Sarda e sulla Nuova Sardegna costa quasi 20.000 euro. Immaginate quanto costa su quei quotidiani. Insomma, il rischio è completamente a danno di chi fa la richiesta e non dei consumatori, che non rischiano assolutamente nulla. Insomma, ci voleva coraggio. Un coraggio che forse noi di Adiconsum abbiamo avuto. Abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo fatto la strada dell'azione inibitoria che compete alle associazioni. L'azione inibitoria è quel potere che il codice del consumo, la Bibbia del consumatore, la raccolta di leggi sul diritto del consumatore, il codice del consumo dà alle associazioni riconosciute. E noi abbiamo usato questi, cioè quello di chiedere al giudice competente di inibire comportamenti scorretti, aggressivi e ingannevoli delle aziende. Ritenendo che questo fosse un comportamento scorretto da parte di Abbanoa, non solo questo ma anche quello del deposito cauzionale, che è ancora pendente, è ancora in corso, abbiamo fatto questo tipo di azione. Sapete che c'è stata questa prima ordinanza cautelare del 26 di gennaio, dove il giudice di Nuoro ha picchiato duro sui vertici di Abbanoa, proibendoli di fatto sino a un'ulteriore ordinanza, che speriamo sia quella definitiva, di poter richiedere i conguagli regolatori di poter inviare quelle note, lettera raccomandata, le azioni, noi le chiamiamo lettere intimidatorie, loro le chiamano solleciti, ma sono veramente fatte per intimidire la gente, per spaventarla, per indurla in errore a pagare, e rinunciando ai propri diritti probabilmente. Per cui gli ha anche ordinato di non incassare più neanche un centesimo dei conguagli regolatori sino a nuovo ordine. Però quella è una cosa a parte, che verrà forse quando. Ma in questo momento noi abbiamo uno strumento, che è quello dell'azione di classe. Come funziona la class action in Italia? C'è colui che chiede, dopodiché se il giudice decide di ammettere l'azione di classe, la ammette e quel patrimonio diventa di proprietà, indisponibilità di tutti quanti i cittadini che hanno i requisiti per far parte di quella classe. Per cui per far parte di questa classe bisogna avere 2 requisiti. Il primo è essere un utente domestico di Abbanoa. Il secondo è quello di aver ricevuto, anche se non abbiamo ricevuto la fattura, sicuramente riceveremo la richiesta di conguagli regolatori. Tutto qui. E si fa parte di questa classe. Chiunque faccia parte di questa classe può aderire all'azione di classe senza rischiare alcunché, perché il rischio rimane di competenze sul groppone soltanto di chi è l'istante. I 2 soggetti giuridici che sono in campo non sono i consumatori e Abbanoa. In questo caso qui è il Comitato Unidus, con alcune poche persone fisiche, se non ricordo male, è Abbanoa. Nel caso, vi faccio l'esempio, abbiamo un'altra class action in corso qui in Sardegna, in realtà altre 2, anche se una è piccolina, quella di Porto Torres, il resto è per la mancata erogazione di acqua potabile in Sardegna per gli anni dal 2011 al 2015. Anche quelli ci sono 2 soggetti in campo, l'Adiconsum e Abbanoa. Tutti i cittadini che si sentono danneggiati, che hanno i requisiti per aderire a quella class action, che hanno i requisiti per far parte della classe, possono aderire senza rischiare assolutamente nulla. Detto questo, l'appello, anzi prima dell'appello i sassolini, abbiate pazienza, io credo che tu ne abbia molti, ne ho molti e parecchi anche io come Adiconsum. Tutti i dirigenti di Adiconsum hanno dovuto subire, come ha subito Unidos, come ha subito l'onorevole Pili, una campagna fortemente aggressiva, diffamatoria, calunniosa,
io credo che qualcuno ci debba delle scuse. Se ha un minimo, se hanno, perché non è soltanto uno, perché parlo del management di Abbanoa, tutto il management, e parlo anche di qualche politico che li ha supportati. Io credo che se hanno un minimo di onestà intellettuale debbano chiedere scusa pubblicamente alle due associazioni, a chi le rappresenta, ma in generale a tutti quanti i consumatori che sono stati tacciati di morosità e sono stati fatti oggetto di una campagna aggressiva e intimidatoria per costringerli a pagare. Detto questo, l'appello: 530.000 utenze dobbiamo raggiungere, 530.000 utenti. Gli altri sono utenze che non possono aderire alla class action. La class action è riservata soltanto, questa è per l'Italia, alle persone fisiche, per cui non alle persone giuridiche, ergo ai consumatori in questo caso, utenze domestiche, residenti e non residenti. Per gli altri vediamo che cos'altro fare, perché non è che li abbandoniamo, stiamo mettendo in piedi qualcosa, coinvolgendo anche le associazioni di categoria, ma questa è un'altra questione. Al momento l'azione di classe di Unidos è riservata alle utenze domestiche, residenti e non residenti. Di questo fanno parte anche i condomini. I condomini in Italia, e per quanto riguarda il codice del consumo, vengono equiparati al consumatore. Per cui sono 3 i soggetti che possono prendere parte all'azione di classe. Sono, per un calcolo empirico, circa 530.000. Raggiungere 530.000 è un fatto difficilissimo con le forze che abbiamo in campo. Per cui nessuno si sente esautorato. Tutti sentiamoci autorizzati, legittimati a portare un pezzo di fardello. Dobbiamo raggiungere tutti, anche la zia Peppina di Pompu, chiunque, dobbiamo riuscire a raggiungere tutti per salvarli, perché è vero che è un fatto di carattere economico e per alcuni anche pesante. Se voi pensate a coloro che hanno avuto un problema di consumo legato alla peritetica occulta, piuttosto che al contatore impazzito, piuttosto che alla valvola di sfiato che non funzionava, nel 2012 quei signori hanno ricevuto una fattura a molti zeri. Alcuni a oltre 10.000, anche oltre 20.000 di soli conguagli regolatori. Dobbiamo salvarli tutti quanti, però per farlo dobbiamo essere in tanti a realizzarlo. Noi come Adicons abbiamo deciso di fare qualcosa di particolare e di diverso. Allora questo Unidos lo mette a disposizione di tutti, indistintamente, vi dà delle informazioni, delle indicazioni, dovete essere voi a realizzarlo. Per quanto riguarda Adicons abbiamo cercato di mettere in piedi un servizio specifico e specializzato, per cui noi andremo ad accompagnare coloro che non riusciranno a farlo da soli, potranno venire a Adiconsum, noi andremo a compilare i moduli, mettere a disposizione i moduli, compilare i moduli, seguirli in tutto quanto l'iter, non devono fare le loro raccomandate, saremo noi a scannerizzare tutti i documenti, mettere in singole cartelline informatiche, più supporti informatici e depositiamo tutto quanto direttamente presso la sede di Corte d'Appello, presso il Tribunale di Cagliari, per poterli poi tutelare facendogli anche la domiciliazione. Questo è il servizio che Adiconsum intende offrire a quella quota parte di soggetti che magari non si sentono di realizzarlo da soli questo percorso e magari hanno qualche tentennamento. Dicevo prima che non è un fatto soltanto economico. Guardate, quando vi mandano a pagare un balzello, è vero che poi quello che costa alle tasche è quanto è il balzello, però poi c'è anche il fatto dell'arrabbiatura, il fatto di sentirti offeso al proprio interno, di essere impotente nel poter opporti a qualcosa che senti di profondamente ingiusto. Di profondamente ingiusto. Questo è un balzello e non era dovuto, secondo il nostro punto di vista, e il Tribunale sta dando ragione al nostro punto di vista. E io credo che sia una grossa rivalsa verso coloro che stanno vessando i saldi da troppo tempo, da ormai 12 anni, impunemente, sino ad oggi, ma ad oggi cambia tutto quanto. Grazie. Grazie Giorgio. Siccome questa è anche una conferenza stampa, se ci sono domande da parte dei colleghi della... Prego. Abbiamo tempo sino al 28 di maggio. E la seconda è, siccome
parlate di oltre 700.000 consumatori. Sì. Poi sono 500 errori. Sono 750.000 i consumatori, compresi anche le imprese. Le imprese abbiamo scritto nella nostra brochure, lo trovate anche lì, ovviamente devono rivolgersi a un legale di fiducia per intraprendere la causa. Ovviamente stiamo parlando di un percorso facilitato, nel senso che quello che si è ottenuto con l'azione di ammissione della class action costituisce, diciamo così, un presupposto perché venga riconosciuta la stessa analoga condizione alle imprese, agli artigiani, ai commercianti, a coloro che non sono nel contingente degli utenti famiglie o condomini. Quindi noi indichiamo la strada. Allora, lo posso intervenire? No, cioè nel senso che devono presentare certo, se possono intervenire, secondo l'idea qual è? È certo che possono intervenire in via autonoma, nessuno glielo porta via questo diritto, come non lo porta via a nessun utente. Per capirci, un utente domestico che non dovesse partecipare a questa azione di classe non è che poi non abbia il diritto di agire da solo, solo che se lo fa con l'azione di classe lui non rischia nulla, assolutamente nulla, soltanto il rischio di vedersi restituire quanto ha già pagato o di vedersi annullare quelle che sono le pretese di Abbanoa. Mentre se fa da solo deve caricare un legale, dare i soldi al legale, spendere per il legale e sperare di vincere, perché altrimenti se perde ci sono anche gli altri costi, insomma. Qui è una cosa diversa, qui è il cappello protettivo dell'azione di classe. Mentre per i soggetti giuridici, aziende, professioniste, anche pubbliche amministrazioni che hanno ricevuto questo balzello come richiesta, l'idea è quella di fare degli accordi con le associazioni di categoria, mettere a disposizione il nostro know-how, le nostre conoscenze, le nostre competenze, le competenze dei nostri legali che hanno lavorato sulla partita per un bel po' di tempo e poter fare delle azioni cumulative. Per cui delle azioni illegali, certamente diverse dall'azione di classe, ma azioni che riguardino una moltitudine di soggetti, tutti assieme, in un unico procedimento civile. Puoi mettere il sito di Adiconso? È possibile farlo vedere? www.adiconso.it, così facciamo vedere anche il nostro. Per quanto riguarda per esempio ci sono state delle utenze di persone che hanno dovuto pagare molti soldi perché dal contatore alla loro casa si deve essere successo alcuna interruzione o si è rotto del cubo del genere. Possibile che Abbanoa non si sia accorta in base alla statistica dei consumi di una famiglia che quella famiglia lì stava disperdendo un sacco di migliaia di litri d'acqua così senza che se ne accorgesse? Cioè il contatore lo viene controllato da Abbanoa oppure deve essere per forza l'utente che deve sempre stare attento che non ci siano delle discrepanze? Sì, stiamo un po' esulando dal contesto della conferenza stampa, ma rispondo molto volentieri, ci mancherebbe altro. Se mi chiede se è possibile che Abbanoa non si sia accorta, no, non è possibile, deve accorgersi per legge, per norma, per regolamento, deve accorgersi perché deve comunque andare a leggere le fatture adesso una volta ogni 2 mesi, 3 mesi o 4 mesi in virtù della tua taglia di consumo. Questa è la regolamentazione ultima dell'autorità nazionale, per cui te devi accorgere. Il problema qual è? A pensare male si fa sempre peccato, però il problema qual è? È che se io non mi accorgo che tu stai consumando tanto, poi ti fatturo tanto. Magari non ti avviso, o ti avviso dopo 2, 3, 4, 5 anni, ti mando la fattura, 2 secondi prima ti ho mandato una lettera dove ti avviso guarda che stai consumando tanto, stai attento, controllati l'impianto. Questo è quello che succede, ma si hanno dei diritti, i cittadini, i consumatori devono sapere che anche in questo caso hanno dei diritti per riportare alla media dei consumi sia il consumo idrico ma anche quello fognario e depurazione. Perciò, per le persone che hanno, mi ricordo anche 2 anni fa, persone che hanno pagato chi 16.000 euro, 20.000 euro proprio per problematiche del genere, possono far ricorso e richiedere comunque di perequare in base ai consumi? Se la cosa non è caduta in prescrizione, assolutamente sì, lo vediamo. Bene, ci sono altre domande? Altrimenti io... Prego. Sì. Scusate un attimo di silenzio perché... Sì. Diciamo che non sarà
come quella del 2004 a piedi, ma quasi, comunque attraverserà tutte le linee principali della Sardegna, entrando nei comuni e nelle piazze. Sarà una manifestazione di un'ora per comunità, in cui noi lasceremo i moduli. Chi ha già predisposto anche la parte relativa ai documenti necessari verranno raccolti, e ovviamente nelle piazze spiegheremo quello che abbiamo messo come cuore del tema, cioè l'acqua come bene pubblico della Sardegna, non più Abba Noa ma Abba Nostra, e questo è un po' il motivo conduttore. Abba Nostra come elemento di sviluppo della Sardegna. Non vogliamo tradurre questa azione di classe in una mera ma pur importante rivendicazione di un diritto economico-finanziario contro un atto come questo, ma vogliamo riporre l'acqua, anche perché far pagare meno l'acqua significa che bisogna far funzionare bene il sistema, bisogna che il sistema sia funzionale allo sviluppo e che sia gestito correttamente. Quindi la marcia per l'acqua, che ovviamente dispiegheremo subito dopo Pasqua, avrà questo obiettivo. Ci sono domande invece dai nostri amici? Eccoci qua. Una domanda. Prego. Si allega al presente modulo e ci sono 3-4 elementi. Sono tutti obbligatori da legare? No. È ovvio che averli è meglio che non averli. Perché poi nella fase successiva comunque dovranno essere eventualmente reintegrati, ed è ovvio che se il documento di identità è pressoché obbligatorio, nel senso che comunque è una delega che viene data e quindi questo ci serve. La bolletta di Abba Noa potrebbe non essere arrivata e conseguentemente potrebbe non essere intervenuto il bollettino di pagamento. Quindi questo è, noi non abbiamo messo proprio la casella dove va barrato sì, no, quello dice il quadretto serve per dire sì, l'ho allegato, se non l'ho allegato perché non ce l'avevo. Però è importante che comunque uno metta il proprio chiodo personale dove puoi appendere un'eventuale correzione della propria adesione lungo il percorso. Magari in questo senso è importante chiarire che chi ha pagato dovrà giocoforza trovare i bollettini che dimostrino che ha pagato, quindi chiaro. Per cui chi ha pagato dovrà allegare sicuramente fotocopia dei bollettini. Nel caso di subentro per il decesso di un parente. Allora, do la parola all'avvocato Stefano Ballero che deve fare 2 integrazioni e poi comunque potrà dare anche risposta a questo. Stefano, aspetta, alzo la voce io. Vieni qua. Cioè, l'utenza è rimasta attiva, però Velocissimamente solo due situazioni. Prima l'onorevole Pidi ha dato un termine finale per la raccolta e quello è il termine per il deposito, quindi ovviamente chi vuole partecipare dovrà depositare qualche giorno prima, perché se no bisogna avere anche il tempo di depositare in tribunale. E l'altra cosa riguarda l'ultima domanda sull'obbligatorietà dei documenti. Se non si trova la bolletta del conguaglio regolatore, sarebbe comunque utile la fotocopia della bolletta, perché si dichiara di essere un utente Abba Noa e dare la prova con un documento è rafforzativo rispetto alla sola dichiarazione. Solo queste 2 precisazioni. Grazie Stefano. Prego. Chi ha ricevuto 2 solleciti? Solleciti non è necessario allegarli. Basta una bolletta. Io ho ricevuto la prima bolletta. Basta quella. E poi ho ricevuto la copia. Basta quella. No, non è la coppia. Una reiterazione della richiesta. Basta la prima bolletta. E poi quando arrivava la seconda richiesta di pagamento, hanno richiesta tutte insieme, non più dilazionata fino Basta la prima bolletta. O comunque una bolletta che testimoni che voi siete utenti. I documenti che ho raccolto io, li ho raccolti e ho fatto consegnare la bolletta tutta la Bene, se non ci sono altre... prego, Germano. Questo codice PDE
È nella bolletta? Sì. Adesso noi metteremo una slide dove posizioneremo il cerchietto di riferimento dove posizionare. Nella parte alta dove c'è il codice utente che identifica il cliente, poi c'è il PDE che identifica il contatore, cioè l'ubicazione del contatore, perché un utente potrebbe avere più contatori a suo nome. Alessandra. Ah, scusa, Stefano, sulla cosa del decesso, qualora ci sia un decesso di utenza, titolare di utenza. Ah, se sia deceduto il titolare di utenza, beh. No. Il mio caso è un altro. Il mio figlio è subentrato nella casa della nonna. Quando è subentrato è andato per voler fare un nuovo contratto. Gli ho detto no, non c'è bisogno, subentri, però c'è da pagare un conguaglio. E abbiamo pagato il conguaglio per subentrare. Perché? Non si chiedono il subentro, capito? Ma l'utenza è ancora intestata? No, è intestata al nuovo. La fattura del conguaglio è intestata alla nonna. Era intestata alla nonna. Vabbè, ma basta dimostrare il subentro. Sì, come erede gli hanno fatto pagare il conguaglio. Alleghiamo anche la prova del subentro. Allora, sul sito tra qualche giorno sarà disponibile anche ovviamente la possibilità di avere delle domande e di ottenere nel giro di qualche giorno anche le relative risposte su quesiti che poi resteranno comunque online, per cui tutti potranno scorrere l'eventuale casistica e poter uniformare su questo. Quindi vi invito a formulare questi dettagli, queste domande di dettaglio anche sul sito, dove questa domanda e questa risposta sarà funzionale anche per coloro che avranno analoghe situazioni. Ci sono altre domande? Bene, allora io vi ringrazio davvero tutti per aver partecipato. Prego. Se i pagamenti sono stati effettuati del conguaglio 2005-2006, si possono recuperare? Sì. Conguaglio 2005-2006 non è così. Attenzione, si metterà nel sito sicuramente, come abbiamo fatto anche noi, una fattura tipo dei conguagli regolatori e vi facciamo vedere qual è la distinzione. Come distinguere i conguagli regolatori dagli altri conguagli di consumi ordinari, che possono avere motivi di contestazione anche loro, ma è cosa diversa. I conguagli regolatori sono quelli di cui stiamo parlando, per cui conguagli regolatori per i pagamenti 2005 e 2011. Ci deve essere scritto questo nella parte sinistra della fattura, altrimenti sta parlando solo ed esclusivamente conguagli 2005-2011. No. Prego. Non ce n'è quota di adesione. Online basta scaricare, ci sono le modalità per trasmetterlo, lo fa autonomamente, quindi non c'è nessuna quota di adesione. Sulla home page di Unitos c'è ovviamente un like che va dato per chiudere la pagina del tesseramento, chi non dovesse accettare il tesseramento, insomma, però è gratuito. Prego. E onorevole quindi ha parlato di una class action totalmente gratuita sulla vostra pagina Facebook. Prima le abbiamo fatto una scelta diversa di concordando la chiarire anche in modo che non ci siano frammenti che lo sia per No, abbiamo già chiarito su questo tema. Di vedere il sito. Abbiamo Certo, sono due canali. Ovviamente chi ha bisogno di essere assistito in tutto per tutto e vuole trasmettere via online tutto quanto, è chiaro che si paga un servizio, e anche perché Adiconsum è una struttura organizzata con personale, con strutture, quindi è giusto che noi ovviamente facciamo questa operazione con volontariato, ma siccome la platea è talmente ampia per cui è evidente che chi avrà bisogno di un servizio più dettagliato farà ricorso alla Consum, chi invece ritiene di poterlo fare autonomamente lo farà autonomamente. Quindi abbiamo cercato di mettere in campo la più variegata offerta di partecipazione possibile, compresa quella professionale, e quella professionale la fa Adiconsum. La compartecipazione costi, aveva visto, è minimale, perché si parte da 5 euro per l'utenza
più bassa, insomma, veramente minimale. Bene. No, chiaro. Noi andremo a raccogliere chiaramente in tutte quante le sedi di Aliconsumo e tutti quanti, e poi ci sono dei comitati che stanno già raccogliendo per le adesioni per la class station sull'acqua non potabile. Questi comitati sparsi in tutta la Sardegna raccoglieranno anche queste adesioni specifiche e un po' particolari. Bene, prego, altra domanda. Consegniamo il modulo direttamente in cancelleria, ci viene rilasciata la ricevuta? No. No, il cancelliere non lo so. Noi, No. Vi lasciate? No. Per avere la certezza sicuramente nei casi rilevanti la raccomandata è quella che comunque ti lascia una ricevuta sicura. Però insomma, ripeto, questo è nella valutazione di ognuno. Noi abbiamo definito appunto questo aspetto, che metteremo in campo strutture certificate che saranno elencate nel sito di unidos.io, cioè quelle, le persone fisiche che saranno volontarie, che potranno dare un indirizzo a cui rivolgersi, quello saranno inserite. Se c'è un'attività commerciale che vorrà essere inserita tra quelli ufficiali che distribuiscono e raccolgono sotto autorizzazione del coordinatore cittadino di Unidos o quello territoriale o quello regionale, tutto questo ovviamente sarà messo, dispiegato. Ovviamente abbiamo bisogno di qualche giorno per mettere in piedi tutte le adesioni che stiamo ricevendo dai volontari, dobbiamo codificarle, dobbiamo fargli arrivare la modulistica, formare un minimo di consapevolezza e di competenza sulla compilazione, sulle risposte che potranno essere date, e quindi in questa direzione lavoreremo. Ripeto, è uno sforzo immane, ma io sono convinto che con l'aiuto di tutti riusciremo a raggiungere questo risultato. Posso aggiungere solo una cosa, che rispetto a quello che diceva Stefano, che il termine finale è il 28 maggio, ovviamente è opportuno che ce ne prendiamo uno prima, perché poi vanno fatti gli elenchi, vanno preparate tutte le cose per il deposito, e non è pensabile di poterlo fare in una settimana. No, questo comunque sul piano del dispiegamento della raccolta è ovvio che noi saremo da questo punto vigili, e pensiamo di fare a step, cioè ogni 15 giorni raccolta e deposito, quindi senza arrivare all'ultimo momento con tutto il carico finale. Quindi questo è quello. Giorgio, prego. Soltanto un avviso ai naviganti, perché poi i furbi ce ne sono tanti al mondo e come vedete noi ne combattiamo tanti. Però attenzione, l'appello è ai consumatori, ai cittadini, agli utenti: non andate al di fuori del circuito che verrà indicato. Ci sarà un elenco di soggetti autorizzati, certificati, perché se andate al di fuori di quel circuito vi assumete voi la responsabilità del soggetto al quale state dando mandato ma soprattutto attenti ai faccendieri, attenti ai soliti soggetti che millantano credito, perché lo fanno per entrare in casa vostra, fare anche altre cose, ma anche per truffarvi, andando a prendervi dei soldi per poi non fare assolutamente nulla come deposito della vostra pratica presso il Tribunale di Cagliari. State attenti e rimanete, secondo noi il consiglio è questo, all'interno del circuito che viene suggerito sul sito in questo elenco. Bene, grazie davvero di cuore a tutti, buon lavoro e siamo a disposizione.